è che se il notariato riesce a superare alcune leggende metropolitane e a far capire realmente la propria funzione sociale, ha un lungo futuro, altrimenti rischia, perché ovviamente quando non si capisce la funzione di qualcuno, di qualche cosa, l'opinione pubblica può essere tentata di dire ma in fin dei conti c'è una inutilità, che vantaggi ho, che cosa mi serve? I vantaggi ci sono, quello che è accaduto recentemente lo dimostra in maniera inequivocabile, però non basta che lo sappiamo noi, lo deve capire chi viene da me, perché lo Stato gli impone di venire da me perché ci sia un quadro di certezza assoluta dei diritti, ma deve capire anche i vantaggi che ha personalmente, e direi che queste guide e questo rapporto con l'associazione dei consumatori vanno in questa direzione. Tra l'altro poi noi stiamo sviluppando un gran bel rapporto anche con tutte le associazioni del terzo settore, cioè le associazioni che si occupano di malattie particolari, del no profit, e anche da questo punto di vista noi ci siamo messi molto a disposizione con grande generosità, nel senso che tra l'altro stiamo anche avviando una serie di incontri a livello istituzionale nei comuni italiani dove la gente può venire e chiedere informazioni nella tradizione nostra, perché noi nei nostri studi al cliente, quando si siede davanti a noi la prima volta, diamo informazioni gratuitamente, non paga mai. Se io fossi un altro professionista parte il tassametro. Da noi non è così, perché nell'ambito dell'onorario complessivo è compreso anche il ragionamento che si fa inizialmente. Molte volte poi il cliente non torna, ma non ha importanza, cioè la mia funzione è remunerata complessivamente da quello che ha stabilito lo Stato, e adesso stiamo portandolo fuori in modo che ci sia maggiore percezione del fatto che noi siamo a disposizione dei cittadini. Bene Presidente, a questo punto credo che non ci resti altro che augurare a chi ci guarda buon lavoro in vista del congresso e salutare chi magari vede questa intervista dopo i lavori del congresso. Grazie, io saluto tutti coloro che ci hanno visto, hanno avuto la pazienza di ascoltarci fin qui, garantendo che veramente il congresso che inizia si occuperà di questi temi, e con una frase del Presidente degli Stati Uniti appena eletto: ognuno di noi ha storie individuali ma il nostro destino è comune. Questo vale anche per il nostro Paese, il notariato ne è assolutamente cosciente ed è impegnato per questo e farà la propria parte in un momento in cui il Paese ovviamente è in difficoltà e ha bisogno dell'aiuto di tutti.